God Save the Wine, l'attesa edizione della vendemmia in cui noi facciamo finta per una sera di vendemmiare, di occuparci dei problemi della vigna e ci confrontiamo con chi invece in vigna c'è tutti i giorni. E anche stasera Alberto andrà via presto perché domani un altro giorno di vendemmia. Come sta andando ai Collazzi, quindi vicinissimo a Firenze, in una zona un po' particolare dove ci sono alcune condizioni che quest'anno potrebbero riservare delle sorprese, giusto? Sì, assolutamente. Le premesse per le sorprese le avevamo già da aprile, perché comunque non è stata né una fioritura né un germogliamento usuale, le date erano insolite e questa differenza dei periodi si è trasformata invece con le piogge di Ferragosto in risultati di posticipo, quindi maturazioni che si stanno assolutamente prolungando e qualitativamente superiori alle aspettative. Quindi siete ancora in vendemmia, no? Cioè che dice ho già raccolto tutto, addirittura anche il bianco, voi avete questa particolarità del fiano ancora e da fin di cogliere. Sì, noi il fiano lo raccogliamo sempre in 3 momenti diversi per esaltare caratteristiche diverse del vitigno, siamo ancora in piena raccolta sia col fiano che con alcuni dei vitigni principali. Forse l'unico che abbiamo già portato completamente in cantina è il nostro Sangiovese per il Chianti classico, che ha risposto benissimo. Abbiamo ancora fuori vitigni come il Cabernet Sauvignon per il nostro taglio bordolese, abbiamo fuori in parte anche il Cabernet Franc e tutto il Petit Verdot per un vino che facciamo che si chiama Ferro, che è un Petit Verdot in purezza. È l'unico vino che non potete assaggiare stasera perché veramente la tiratura è molto limitata anche per i Collazzi, ma ecco, questo cercandolo si trova. Un abbinamento e la descrizione di questo vino che stasera, anzi ti ringrazio di nuovo per essere venuto perché è un'azienda che a me piace tantissimo, vicino a casa, la sento, non mia no, però insomma ci passo talmente tante volte che mi fa piacere farlo conoscere. Presentiamo in 2 parole il vino che dà il nome alla tenuta, anzi il vino che prende il nome alla tenuta e un abbinamento. Certo, allora il Collazzi è il nostro vino principale, è un taglio bordolese con Cabernet Sauvignon maggioritario e Cabernet Franc secondario con piccole particelle di Merlot e Petit Verdot. Affinamento di 20 mesi in rovere francese, questo è l'usuale lavoro che si fa sul Collazzi. La sua particolarità sono le 5 selezioni che facciamo, prima sul germoglio, poi sulle infiorescenze, sul grappolo a verde, sul grappolo in pre-raccolta e su un tavolo di cernita sui singoli acini. Abbinamento per il Collazzi, ci avviciniamo all'inverno, sicuramente è un vino che si presta alla stagione con tutti i tipi di carne rosse e con le lunghe cotture, quindi con gli stufati e con carni. Noi siamo sul territorio di Impruneta, il peposo è sicuramente il piatto principe e col Collazzi si sposa a meraviglia. E fra l'altro avete anche un'osteria dentro la tenuta, fin quando è aperta? Allora l'osteria a tenuta Collazzi è aperta dal mercoledì alla domenica, sempre tutto l'anno. Ecco, questo è importante perché spesso questi bellissimi ristoranti chiudono d'inverno, invece per fortuna questa è una bellissima notizia e già questo autunno butta bene. Grazie mille. Grazie a te Andrea.